Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Centrodestra siciliano, sorrisi e calci sotto il tavolo. Si riunisce il centrodestra siciliano, tutti presenti, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, MPA e DC. Si scambiano grandi sorrisi, ma sotto il tavolo sembrano prevalere i calci negli stinchi. Se è vero come è vero che sulle due questioni principali non si riesce a trovare l'accordo. Sulla data delle elezioni provinciali Fratelli d'Italia sostiene l'Election Day con le europee, ma i partiti regionali DC e MPA non vogliono dare vantaggio e chiedono di anticiparle. Sulla nomina dei vertici dell'ASP poi l'accordo non sembra ancora vicino, si decide quindi di rinviare ad un momento migliore. 20.000 reati contro il mare, 2.200 in Sicilia. Anche quest'anno Legambiente presenta Mare Monstrum, il report sul mare violato e minacciato in Italia dall'aggressione criminale all'ambiente. Nel 2022 accertati 19.530 reati ambientali lungo le coste italiane, in crescita rispetto al 2021. A farla da padrone il ciclo illegale del cemento, seguito dall'inquinamento del mare, dai rifiuti alla mala depurazione e dalla pesca di frodo. Aumentano le violazioni al codice di navigazione. La Sicilia è al terzo posto dopo la Campania e la Puglia, con 2.184 reati, l'11,1% del totale. Basta con i souvenir a tema mafia. Il cantante e attore siciliano Mario Incudine, con un video sui social, ha espresso la sua indignazione per aver trovato in vendita sul traghetto dalla Caronte souvenir a chiaro riferimento mafioso, quasi che la Sicilia potesse essere ricordata con magliette che richiamano il film Il Padrino o con bamboline che raffigurano mafiosi con la lupara. Il video è diventato virale e l'assessore alle infrastrutture Alessandro Aricò è intervenuto presso la Caronte, che ha fatto ritirare dai suoi shop tutti i souvenir di quel tipo. È un risultato importante e adesso si continui affinché spariscano da tutta la Sicilia, magari sostituiti dalle immagini di Falcone e Borsellino. 267 milioni di euro per l'agricoltura siciliana, 267 milioni in 5 bandi destinati all'agricoltura dell'isola nell'ambito degli investimenti previsti dalla PAC, Politica Agricola Comune. Nel dettaglio 78 milioni sono previsti per l'insediamento di giovani agricoltori dai 18 ai 40 anni, 20 milioni per nuovi agricoltori dai 41 ai 60 anni, 28 milioni per incentivare investimenti nell'agriturismo e nell'agricoltura sociale, 65 milioni per la viabilità rurale e infine 76 milioni per strategie di sviluppo locale per l'occupazione e l'inclusione nelle aree rurali. Anche se denuncia per il giudice, è prostituta volontaria, sentenza che suscita grandi perplessità al Tribunale di Palermo, dove una donna nigeriana arrivata in Sicilia con un barcone ha denunciato il suo sfruttatore. I giudici della Corte di Assise di Palermo hanno condannato l'uomo per sfruttamento della prostituzione, ma non per tratta di esseri umani, in quanto, recita la sentenza, si sarebbe trattata di una prostituta volontaria non disponibile a fare la sciampista o a fare treccine. La procura ovviamente ha presentato appello contro la sentenza. Sicilia gratta e vinci. Questa settimana la fortuna sembra essersi ricordata dalla Sicilia, facendo ottenere in una sola giornata 2 vincite milionarie al gratta e vinci per ben 4 milioni di euro. A Melilli, in provincia di Siracusa, un giocatore con soli 5 euro ha vinto 300.000 euro subito, 6.000 euro al mese per 20 anni e 100.000 euro alla fine. A Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento, un altro giocatore con la stessa cifra ha vinto anche lui 2 milioni di euro. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.